Questa sera ospitiamo come relatore Bartolomeo Porcheddu, che viene da Sassari, quindi l'abbiamo invitato e lui è sempre gentile e accetta i nostri inviti. Abbiamo un unico problema, che noi oggi presenteremo il suo nuovo libro, ma il libro l'editore non l'ha ancora spedito, quindi ce lo racconterà oggi qui, in attesa poi di poterlo acquistare in libreria o insomma in qualche prossimo incontro. Lui è uno studioso che si occupa di lingua sarda, quindi approfondisce i temi che sta raccontando seguendo un metodo scientifico abbastanza corposo, che spiega, cioè a differenza di altri studiosi che portano avanti delle teorie ma non ci danno gli strumenti per capirle, nel caso di Bartolomeo invece questi strumenti li abbiamo, perché spiega sempre la metodologia di studio. Quindi questa sera presenterà le divinità mitologiche della Sardegna, ha portato altri libri che lui ha scritto, è uno scrittore prolifico, quindi pubblica molto. Vi auguro una buona serata e do subito la parola a Bartolomeo. Grazie. Saluti a tutti, sono benvenuti, è un piacere manno per me essere in oghe, un pare a amico, so saluto, si fa che ne sempre in stato. Chi è in domo sua, noi siamo in domo nostra, siamo in Sardegna, quindi so saluto, quando viene un istante lo facciamo sempre. Una cosa gradezia. Ecco, sì. Quindi saluto Pierluigi, l'associazione Unebu, chi mi ha convitato a venire in oghe a andare a qualche cosa che interessa la Sardegna. Ed è importante intendere finalmente su sardo, magari in suo saluto, magari solo qualche frase, che è una lingua antichissima, noi si non li schimus, che non abbiamo studiato in scuola e pertanto non riusciamo a comprendere l'importo che ha la lingua nostra. Però in due per aula si può tornare che la lingua sarda è come su DNA umano, no? Con sa due elica che andano e si incontrano una con l'altra, in un filamento passano a vocale, e in altro filamento sono consonanti, che si ligano a una sattera e fanno una catena che è indistruttibile, e proprio che questa lingua è barrata gai, mattessi, precisa, promizzasa e mizzasa de annos. Questa è l'introduzione mia che ho fatto. E grazie proprio a questa lingua, Dio sono riuscito a scoprire cose importanti che interessano inizialmente alla storia, che la storia è legata sempre a questa lingua in un determinato territorio. Noi viviamo in Sardegna e pertanto la lingua nostra è legata alla storia nostra. Ancora viviamo su Carchesini. Allora, come vedete, questa è la genealogia di Norace, eroe eponimo della Sardegna. Ecco, come vedete, ritorniamo un po' alla nostra lingua sarda, la linguistica storica. La O di Norace è un'apertura della U. Questo è il triangolo vocalico, come vedete, e nella parte inferiore del palato c'è la U, una vocale chiusa, e poi appena più in su verso la A c'è la O, quindi Norace in origine era Nurace, ma non c'è nessuna differenza, perché ad esempio noi in logudoro diciamo domo, in campitano dicono domu, quindi quella U in altre parole del campidanese è una O chiusa rispetto alla O di domo logudorese. Questa sillaba qua poi, l'ultima sillaba di Norace, quindi Nurace, si leggeva come una velare, questa è una palatale, però in antichità si leggeva come una velare, quindi diventa Nurache. A questo punto è facile capire che il nostro eroe eponimo Norace non è altro che un Nurache, aveva il nome di un Nurache. Allora, quando riusciamo a dare un senso alle parole, riusciamo anche a capire che cosa significa, perché questo personaggio mitologico si chiamava in questa maniera. Il nuraghe noi ce li abbiamo in tutta la Sardegna, è diventato quasi un simbolo stesso della Sardegna. Ancora ci sono diverse interpretazioni sulla
sull'utilizzo di questi nuraghi o sull'importanza dei nuraghi stessi, però noi analizziamo per il momento la voce nurak. Cosa vuol dire nurak? Da che cosa deriva? Ecco, nurak deriva da nur, la radice nur, da esanurra. La nurra, per chi ha studiato la lingua sarda, è facile capire che cosa significa. Mannu che una nurria, si diceva dalle nostre parti. Cioè, la nurra non è altro che un blocco gigantesco di pietre molto grosse, voluminose, quindi a forma di cono. Quando si raccoglievano dalle campagne queste grandi pietre, questi grandi massi, si raccoglievano, si faceva una specie di cono nelle pietre grandi, nei massi come quelli del nuraghe, mentre invece le pietre piccole erano una muridina, cioè un piccolo mucchio di pietre messe sempre a cono. Come vedete poi la sanurria o sunuracche è androgino perché è maschio e femmina. Se noi lo guardiamo da fuori è un mastio, cioè un maschio, se invece lo guardiamo dall'interno come questo pozzo nuragico è una femmina. Quindi noi abbiamo sanurra o sunur che sono maschio e femmina allo stesso tempo, una costruzione importantissima. A che cosa servisse, ve lo dico in due parole. Secondo il mio punto di vista erano delle torri astronomiche, però non ci soffermiamo troppo su questo e andiamo avanti nel discorso. Noi siamo sardi, viviamo in Sardegna, ci chiamiamo in questa maniera, quando andiamo fuori siamo orgogliosi di essere sardi, però non riusciamo a capire che cosa significa sardo poi alla fine, cosa vuol dire sarda, cosa vuol dire Sardegna. Ecco, la linguistica ci aiuta a capire questo. Che cos'è il sardo? Esiste anche in natura la parola sardo. Ecco, questa pietra che vedete qua in alto, sulla sinistra, quella è la sardonice. La sardonice era una parola composta ed era scritta sardo, e poi quella Nietzsche, quella I di Nietzsche, era una Y in origine, che veniva pronunciata come una U. Quella velare invece era quella che noi leggiamo come una palatale, era invece una velare, e quindi la parola si scompone in sardo nuche. Allora è facile capire che era una nuche sarda, cioè una noce sarda. Poi se andiamo a vedere anche altre pietre simili alla sardonice, a sanuche sarda, troviamo l'andalusite, la seconda pietra che vedete in alto, che ha un altro nome che però ha lo stesso significato un po' di sardo, perché è andalusite, cioè la Lusia era la divinità nell'antichità, che era scritto Lidia ma si pronunciava Lusia perché quella Y era una U, nell'antichità la D più vocale all'interno di parola si pronunciava con una S sonora, e noi riusciamo a capire che la Lidia si leggeva Lusia. Ecco, quindi l'andalusite non è nient'altro che la Lusia era la divinità protettrice dei tintori. La tintura più importante dell'antichità era la porpora, quindi noi abbiamo la porpora, il porfiro, cioè la materia prima, cioè il colore stesso della porpora, ce l'abbiamo in diverse manifestazioni, tra cui anche nel tramonto, cioè il rosso del tramonto si chiama in greco porfura, e si rifà proprio al colore della porpora. Quest'altra pietra che vedete in alto, quasi al centro, è l'agata sardonica. Anche qui c'è sempre la parola sardo, cioè sardonico. Pensate che i greci chiamavano i sardi tra sostantivi e aggettivi in 11 modi diversi. Questo ci fa capire anche qual era l'importanza per i greci dei sardi e della Sardegna stessa, che vengono citati in un numero considerevole di voci, di autori. Tutti cercano la Sardegna negli autori antichi e noi non riusciamo a capire perché. Adesso però iniziamo a dare qualche spiegazione. Quindi l'agata sardonica si rifà sempre al colore sardo, al colore rosso. Sardo quindi significa rosso. Il sole che tramonta a occidente è il sole sardonico, infatti il mare occidentale dell'isola, opposto a quello tirreno che è orientale, è il mare sardo, il mare che veniva chiamato dagli autori greci latini sardonico, cioè il mare rosso, quello su cui andava a tramontare il sole a occidente, andava a morire il sole a occidente. E tant'è che noi abbiamo in sardo una espressione che per citare un tramonto diciamo su sole si indeste boccende, cioè il sole se ne sta uccidendo, a occidente, a occhidente.
Quindi abbiamo anche poi, come vedete qua, alcune citazioni di autori antichi e moderni per quello che riguarda il riso sardonico. Sono stati scritti fiumi di inchiostro, centinaia di libri, e tutti hanno dato una diversa interpretazione su questo riso sardonico, ma prevalentemente voleva dire, si accennava al fatto che i sardi ingerissero delle erbe velenose e morissero con il sorriso sulle labbra. Ecco, ma questa è una stupidaggine, perché voi pensate che i sardi involontariamente andavano in campagna e mangiavano queste erbe e morivano così senza sapere di aver mangiato delle erbe velenose. Questo non esiste, cioè, nella nostra cultura di campagna, figuriamoci se un contadino non riconosceva le erbe commestibili da quelle velenose. Mentre invece è più facile capire che il riso sardonico è il riso rosso, il riso poi che in tutta la Sardegna viene pronunciato più o meno allo stesso modo, surisu de samela grenada, cioè che quando si apre mostra i denti rossi, e si ritorna sempre al riso sardonico, che surisu de sarenada nella zona di Cagliari, ma è sempre la stessa espressione che ci riporta al melograno che una volta che si apre, che matura, mostra i denti rossi, grani rossi. Come vedete, il babai nostro sardo, il sardus pater, in questa moneta qua è rappresentato con un elmo piumato a rappresentare il gallo, e poi anche con una verga, quella che noi chiamiamo sardisca. Anche sulla verga sardisca o sardesca sono state dette tantissime cose, in modo anche contraddittorio tra autore e autore. Però la sardisca non era in effetti la lama vera e propria, quella che contraddistingueva il suo nome, ma era il manico della lama, cioè il legno sardisco, il legno rosso. Qual era il legno sardisco? Era il legno di quercia suber, che una volta decorticato, tolta la decortica, si manifestava rosso. Quindi la verga sardisca era proprio il manico rosso della verga, tant'è che le verghe che utilizzavano gli auguri, cioè i veggenti dell'antichità, si chiamava lituo, cioè da litu che ci riporta sempre al bosco di querce. Come vedete a fianco c'è la babaiola, e c'è anche il nostro babai con il mantello colorato di porpora. Quel mantello ovviamente l'ho colorato io, non è assolutamente colorato, però c'è un esempio a fianco, perché San Babaiola, il sardus pater, viene chiamato babai, come lo chiamiamo ancora noi oggi, cioè le persone di una certa importanza, ad esempio i sacerdoti, oppure i nostri capistipiti di famiglia, i nostri avi, noi li chiamiamo babai. Ecco. Quindi San Babaiola non è nient'altro che un babai che vola. Come vedete, San Babaiola ha il suo mantello rosso, come era il mantello rosso dell'antichità, della Lusia, dei Lusitani e così via. Poi il colore rosso aveva anche altre denominazioni, come ad esempio la cuprite. La cuprite era il minerale da cui si ricavava in prevalenza il rame, che allo stato puro era rosso, sempre di colore. Tant'è che Callimaco cita la Sardegna e dice testualmente che l'isola è contornata da torri che la proteggono, e che Cupride, cioè cuprite, il nome che prende sempre da questo minerale rosso, rame, riceve le offerte per gli imbarchi. Quale baluardo è più forte? Poi chiude questa frase. Ecco, Cupride non è nient'altro che la cuprite rossa, e che si rifà poi al cupuru, cioè il vaso di terracotta dell'antichità. Quindi siamo sempre sul colore rosso che ci orientiamo. Poi anche i termini fenicio e punico, che tanto vengono utilizzati in Sardegna qualche volta a sproposito, ecco, hanno tutti una derivazione dal colore rosso, perché fenice era sia la volpe rossa del deserto, fenice era poi l'uccello, l'airone rosso, scusate, l'airone rosso si chiamava ugualmente fenice o uccello di fuoco. In questo caso
Questo airone viene chiamato in termini scientifici anche Ardea purpurea, quindi la porpora ci riporta sempre a quel famoso colore rosso. In sardo però viene chiamato anche mengu arrubiu, o mengu arrubiu, a seconda delle località. Ma anche il fenicottero, che ha le ali rosse, viene chiamato ugualmente mengoni. Però un termine caratteristico del fenicottero è quello di genti arrubbia, cioè praticamente viene identificato come quegli uomini vestiti di rosso, almeno con il mantello rosso e con l'elmo piumato come a rappresentare il gallo. Pertanto quando nell'antichità si vedevano questi personaggi, questi capi tribù, questi sacerdoti con il mantello rosso e con l'elmo piumato o crestato, ecco, dicevano: tu sei genti arrubbia. E il fenicottero viene chiamato genti arrubbia, ma ha la stessa radice però dei fenici e dei punici, che hanno le stesse consonanti. Poi nel tempo le due parole si sono un po' corrose una dall'altra, ma il significato comunque è lo stesso. Fenicio e punico vogliono dire rosso ugualmente. Noi vediamo qua che in questa domus di Sant'Antioco c'è sempre il colore rosso a rappresentare i personaggi più importanti. Sardonico poi veniva considerato il mare di Sardegna, tant'è che Apollonio Rodio, quando descrive la nave degli Argonauti che cerca di entrare nell'Eridano, dice che attraversa il mare Sardonico, il mare rosso della Sardegna. Poi il tempio del cosiddetto Sardus Pater, il tempio del Sardo Pattoris Fanum, qualcuno l'ha scambiato con il tempio del Sardus Pater, ma non è così, perché Pattoris è il genitivo di Pattor e non di Pater, e Pattor vuol dire arco, quindi quello era l'arco di Sardo. L'arco di Sardo noi ce l'abbiamo in tantissime località. L'arco non era solo rappresentativo dell'arco in pietra, l'arco era rappresentativo pure del sole, perché il sole nella sua parabola del sorgere del tramonto disegna proprio un arco, e quello era proprio l'arco o la mandra solare dell'antichità. Quindi il toponimo di Arcidanu o gli altri toponimi che Monte Arci e così via riguardano l'arco del sole, non riguardano tanto l'arco di per sé delle montagne oppure l'arco fatto in pietra. Pertanto il Sardo Spatturis era l'arco di Sardo. Sardo, come abbiamo visto, era il nome del nostro eroe eponimo, di chi ha rappresentato per primo l'idea stessa della Sardegna con questo colore rosso. Di rosso poi c'è una stella importantissima del firmamento celeste, ed è la spalla di Orione. È l'unica stella rossa dell'universo celeste. Ancora oggi ci sono alcune squadre di calcio, tipo ad esempio la Stella Rossa di Belgrado, la Stella Rossa di Mosca, che partecipano al campionato europeo, che hanno questa denominazione. Comunque la Stella Rossa veniva in un certo qual modo rappresentata un po' dappertutto nella cultura dell'antichità. Ecco, questa Stella Rossa rappresentava esattamente il mantello rosso del comandante, cioè il suo significato, ad esempio figurativo o figurato del mantello, era quello di rappresentare la stella rossa della spalla di Orione, questo arciere celeste che si presentava nel cielo notturno come un gigante e che poi attraverso la sua cintura di stelle, 3 stelle della cintura, riusciva anche a indirizzare l'astronomo verso le altre stelle dell'universo, quelle stelle più importanti. Queste stelle si chiamavano nell'antichità, ciascuna di queste stelle si chiamavano Pula, come la città di Pula, vicino a noi. Ecco, una Pula era una singola stella, una 3 Pulas, cioè 3 Pulas erano 3 stelle, quindi le 3 stelle della cintura di Orione rappresentavano una tripulas, che poi con la sonorizzazione della P in B, come succede nella lingua sarda, diventa una tribula, cioè un forcone a 3 denti. Allora è facile capire che, cioè relativamente facile capire che Roma nasce con una tripula, cioè su 3 colli inizialmente, e che poi si diffonde invece con una orbus su 7 colli.
e queste sono le stelle, le prime sono le 3 stelle della cintura di Orione, e le altre come una urbe, perché la urbe era il manico del carro, veniva chiamata in questa maniera, come le 7 stelle del carro minore dell'antichità, che era il carro condotto, il carro minore, il carro da guerra, condotto sempre dal comandante militare con quel famoso mantello rosso e con il copricapo piumato. La Sardegna viene considerata nell'antichità l'ultima terra occidente, però molti autori antichi e moderni fanno un po' di confusione su questa isola, perché molti considerano l'isola a occidente, la considerano vicino al territorio del Portogallo, dove c'era l'Andalusia, dove c'era la Lusitania o dove c'era l'Andalusia iberica. Ma se andate a vedere, questi territori hanno lo stesso nome di quella pietra preziosa che abbiamo visto poco fa, che era l'Andalusite, e riportano sempre il colore rosso della Lusia, della divinità protettrice dei tintori. Ma anche in Sardegna però noi abbiamo questi nomi, li riporta Tolomeo nella sua geografia. Abbiamo i Lusitanos, che si trovano qua, e poi abbiamo i Sardanus, che si trovano in quest'altra zona, sempre a occidente della Sardegna, sempre dove il sole è andato a morire. Se andiamo poi a fare una comparazione tra i toponimi sardi e le regioni antiche dell'Anatolia, vediamo ad esempio che troviamo la Luchia, qua in basso, e la Caria che confinano. Pensate che in Sardegna esistevano questi 2 territori, la Luchia e la Caria, che erano la Luchia nell'attuale territorio di Posada e la Caria nell'attuale territorio di Dorgali, che confinano esattamente come confinavano questi 2 territori dell'Anatolia. Ma c'è anche qualcos'altro di interessante, poi non entriamo troppo nei particolari, altrimenti ci perdiamo le altre informazioni. C'è ad esempio la Lusia, che era scritto Lidia, si pronunciava Lusia, che ha la capitale Sardes. Ecco. Tolomeo poi cita anche in Sardegna, lo vedete qua in piccolino in alto, la città di Lesa. Lesa non è nient'altro che la leggera corruzione di Lusa, e si fa la Lusia, ed era la città di Sardara. Quindi noi troviamo nella stessa città di Sardara i 2 nomi che troviamo nella regione anatolica della Lusia, con capitale Sardes, che è la città più importante e più popolosa dell'Asia antica. Queste che vedete qua questi sono i segni che rappresentano ancora oggi la femminilità. C'è la croce che viene ripresa dalla costellazione del Cigno, il simbolo della femminilità, la croce in sarta egiziana, la dea Tanit e il pozzo sacro. Come vedete qua la Venere, nell'antichità è una Venere cruciforme che si rifà sempre a questa croce, e poi c'è un nuraghe sisini che è simile a un pozzo sacro, e poi il pozzo di Santa Cristina. Ecco, vi ho mostrato queste immagini, questi simboli, perché una costellazione importantissima nell'antichità era la costellazione del Cigno. Costellazione del Cigno che noi oggi leggiamo in questa maniera semplicemente perché abbiamo distorto con il tempo i grafemi originari. Nell'antichità era scritto Cignus con la Y nella prima sillaba, e quella G che nella scrittura latina in un primo momento non esisteva, è stata aggiunta solo in un periodo relativamente recente, era in precedenza una C che serviva poi a rafforzare con la seconda N, quindi il Cigno magicamente diventa Cunnus in latino. Voi sapete benissimo che cos'è il Cunnus. Il Cunnus nell'antichità non era altro che la rappresentazione della femminilità, era la cosa più bella dell'universo celeste, che veniva rappresentato proprio da questa costellazione. Il Cigno è infatti quasi sempre nell'iconografia greca e latina è sempre associato all'amore. Pensate che Leda si trasforma in un cigno per sedurre, sì, cioè Giove si trasforma in un cigno per sedurre Leda, scusate. Ecco, poi ci sono degli accostamenti che sono particolari, come ad esempio questa è la costellazione del Cigno di Hevelius, la carta di Hevelius, che posiziona il Cigno con la testa in giù, perché la stella Albireo si trovava in effetti in questa posizione.
Se noi andiamo a vedere la penisola del Sinis, vedete che è uguale alla testa di un cigno con le sue ali aperte. Vedete le ali rappresentate? Ecco, il Sinis non è nient'altro che la contrazione di Sisini, e il Sisini non è altro che il cigno in sardo. E quindi c'è proprio un accostamento tra nome e territorio. Ricordate che tutti i nomi hanno un significato proprio. Noi non abbiamo chiamato le cose o i luoghi così in modo generico, no, li abbiamo chiamati dando anche un significato intrinseco a questi territori. Quindi il Sinis rappresenta proprio il cigno, il Sisini. Il Sinis noi troviamo sempre a occidente quella famosa città di Tartesso, famosa perché è diventata mitologica e tutti l'hanno individuata nelle attuali coste del Portogallo, ma poi alla fine, se noi andiamo a vedere tutto quel significato sul rosso, sul sole che andava a tramontare, Tartesso doveva per forza essere qua nell'isola occidente dove il sole andava a morire, che era la Sardegna. Tartesso era scritto, non è nient'altro che l'estensione della parola Tarsos greca, che significa le ali, e quindi ritorniamo sempre alle ali del cigno. Le ali in sardo vengono chiamate anche Abas, è come la città di Ales, che in italiano significa ugualmente le ali. Eracle, compiendo una delle sue 12 fatiche, prima di arrivare a Tartesso fa sosta nella città di Abas, cioè in sardo che vuol dire ali. Queste non sono divagazioni, io vi sto raccontando la storia, la linguistica storica, così velocemente in 2 parole, però se andate a vedere i miei libri, a piedi pagina ci sono tutte le fonti da cui io ho tratto queste informazioni, quindi è tutto documentato, non mi sto inventando assolutamente niente, c'è solo da dire che più che un'invenzione, la mia è una considerazione di linguistica storica per cui utilizzo le fonti antiche per trarre poi le mie deduzioni, che sono di linguistica. Seguendo questa genealogia che abbiamo visto agli inizi, andiamo più avanti, eccolo qua, e troviamo questo gigante Gerione. Prima di gigante Gerione troviamo questi personaggi mitologici Hermes ed Eruteia. È importante capire il significato di Eruteia perché potrebbe avere 2 risoluzioni: o dea della croce, e quindi ritorniamo alla costellazione del cigno, oppure dea rossa. Ritorniamo poi alla nostra Cupride citata da Callimaco. Quindi Eruteia non è nient'altro che la dea della croce o la dea rossa, perché Erutros vuol dire rosso. Scusa Bartolomeo, sì. Sarebbe Erizia? Erizia in italiano, sì, è la stessa cosa. Quindi sì, Erizia la rossa è questa? È questa qua, sì. Ok. E poi viene trascritta in modi diversi a seconda dei testi, Erizia, Eriteia, con la T, con la Z, con la Z, però è sempre la stessa divinità. Ripercorriamo le nostre slide, ecco, vediamo che Crisaore, unendosi con Callirone, ve lo leggo così riusciamo a capirlo insieme, figlia di Titanio Oceanote, aveva generato Gerione. Gerione era questo gigante che si vedeva nell'aria. Dovete capire che la mitologia nasce prevalentemente dalla venerazione delle stelle. I miti più importanti sono quelli che vengono trasposti dal cielo sulla terra. Quindi questo gigante Gerione potrebbe essere tranquillamente l'Orione che abbiamo visto poco fa, con le famose 3 stelle, con la stella che fa da spalla alla stella rossa. Perché dico questo? Perché effettivamente Orione si presenta nel cielo come un gigante, è proprio una costellazione gigantesca che noi non possiamo fare a meno di non vedere, o almeno chi riesce ad avere un po' di competenze in astronomia, riesce a vederla e individuarla subito.
E poi dice che Crisaore era un gigante armato di una spada d'oro o di bronzo. Crisaore è considerato figlio di Medusa, poiché insieme a Pegaso balzò fuori dal cadavere, eccetera, eccetera. Ecco, e qui si parla di Medusa. Andiamo a vedere che cosa racconta la storia, la mitologia su questo personaggio con le serpi al posto dei cappelli. Ritorniamo di nuovo alle costellazioni, perché tutte le stelle più importanti dell'universo venivano mitizzate in questo modo e poi fatte diventare quasi dei personaggi reali. Però andando a vedere un po' l'astronomia riusciamo a capire anche chi era questa Medusa, dove era, dove si trovava e perché aveva le serpi nei capelli. Ecco, come vedete, questa era la costellazione del drago, che veniva chiamata in latino anguis o anguis, esattamente come Sangula, cioè il pane cerimoniale di Pasqua che veniva riprodotto un po' come Sanguilla o Sambida, come la chiamiamo noi nel Logudoro. Ed era la costellazione del drago. Vedete qua, questa costellazione aveva un'importanza particolare nell'antichità, perché era interpolare, nel senso che si poteva vedere in tutto il corso dell'anno, mentre invece altre costellazioni si vedevano solo in determinati periodi dell'anno. E viene citata in modo considerevole a seconda delle circostanze, perché poi queste stelle erano particolari. Intanto la stella che rappresentava Medusa era una stella arancione. Le stelle arancioni nel cielo, nell'universo, erano pochissime, erano 4 o 5, poi al limite le vediamo. E poi aveva 3 sorelle invece che avevano il colore dorato. Anche le stelle dorate erano pochissime nel cielo, perché le altre erano tutte stelle cane, cioè bianche. Vedete, questa, alla fine questa costellazione del drago, importantissima, a un certo punto della propria storia si trova, vedete qua, nella parte nord del polo celeste, e circa 3000 anni prima di Cristo incrociava a nord la costellazione della Falce, questa che vedete qua in alto. Quindi c'è una leggenda che non è inventata da nulla, non è stata creata così di sana pianta, semplicemente che si è manifestata circa 3000 anni prima di Cristo questa formazione di stelle che gli uomini vedevano nel cielo e che notavano, perché queste erano stelle importantissime, in quanto la stella di Tuban nell'antichità, questa che rappresenta proprio la coda del drago, rappresentava il polo nord celeste, come oggi la stella polare. Quindi i marinai, quando andavano in acqua o dovevano orientarsi di notte osservando le stelle, dovevano per forza individuare questa stella polare per individuare esattamente il nord, ed era la stella di Tuban, che poi è facile capire che si tratta di Tubula, ma questo è un altro discorso che poi riprenderemo. In ogni caso la mitologia cosa dice? Dice che Perseo a un certo punto prende il falcetto e taglia la testa a Medusa. Ecco qua, questo è Perseo, rappresentato sempre in Evelius, e poi ci sono queste 3 stelle che sono dorate, vengono rappresentate in altre situazioni sempre mitologiche, in altre leggende, per cui Eracle raccoglie questi 3 pomi d'oro dal giardino delle Speridi. Quindi ci sono poi altre leggende che ci fanno capire che questo giardino delle Speridi non è nient'altro che era questa costellazione del dragone, perché Era dice che quando Eracle uccide il drago Ladone per prendere queste 3 stelle dal giardino delle Speridi, lei lo colloca in una costellazione immortale, cioè lo rende immortale semplicemente perché questa costellazione è visibile per tutto l'arco dell'anno, al contrario delle altre invece che si vedono solo in determinati periodi. Per cui non c'è una leggenda nata da nulla, c'è una leggenda vera e propria che gli astronomi osservavano nel cielo con queste stelle importantissime. Medusa non è nient'altro che la stella arancione di questa costellazione, che viene tagliata in 2 dalla costellazione della Falce, come vedete qua, rappresentata dalla stella Tuban, che era la stella polare dell'antichità. Ecco,
Questo è quello che vedevano gli astronomi 3000 anni o circa, qualche millennio prima o qualche millennio dopo, prima di Cristo. Questo ha un significato particolare perché questa è scienza, cioè queste sono misurazioni astronomiche che poi vengono trasformate in numeri. Quindi noi sappiamo esattamente in modo specifico che questa manifestazione astronomica si poteva ottenere solo 3000 anni più o meno prima di Cristo. Allora a questo punto è chiaro che non possono essere stati i greci a creare la leggenda di Medusa, tagliare la testa di Medusa. Questo è un dato di fatto, è un dato scientifico. Questo è il castello di Medusa che vedete qua di Lotzorai, quindi abbiamo anche la trasposizione pure del nome dal cielo sulla terra. Padre di Medusa viene considerato ad esempio da Esiodo Forco, e Forco viene poi a sua volta considerato da Varrone e da Servio come il re di Sardegna. Forco, come vedete qua, è un ariete, ha le corna di ariete, e si ritorna sempre al discorso poi stellare, perché è nell'antichità il momento importantissimo, cioè quello che oggi viene rappresentato dalla Pasqua, cioè il giorno dell'equinozio di primavera, il momento in cui le ore di luce equivalgono a quelle del buio, e la luce vince sul buio, cioè la luce risorge, il buio muore, come è successo poi per Cristo, che muore il venerdì e risorge la domenica. Così nell'antichità si festeggiava la Pasqua in modo pagano, cioè il sole risorgeva rispetto al buio. Ecco, questo è il giorno dell'equinozio di primavera, la linea dell'equatore celeste, è difficile spiegarlo adesso in 2 parole, si incrocia con l'eclittica, vedete qua, e formano una situazione astronomica uguale sia per la luce che per il buio. Da questo momento, la prima domenica di luna piena, si festeggiava la Pasqua, come succede più o meno oggi. Cosa succede? Che noi oggi, a causa della precessione degli equinozi, non siamo più nella costellazione dell'Ariete, cioè questo punto astronomico non si trova più nella costellazione dell'Ariete, sebbene però per tradizione chiamiamo ancora il punto gamma, questo punto qua lo chiamiamo ancora punto d'Ariete, ma siamo ormai passati nella costellazione dei pesci, però per tradizione lo chiamiamo così. Ma anche qui l'Ariete non è nient'altro che il nostro forco, perché se andiamo a analizzare la lingua sarda non troviamo solo la parola forco, poi forco in determinate varianti della lingua sarda, soprattutto nel nuorese, questa F viene fatta fuori per affedesi, saemina dicono, quindi viene utilizzato un suono gutturale per far fuori la F, quindi orco, forco diventa orco, sadomo di sorcu, diventa suircone, cioè l'ariete camudiano, cioè il camudiano significava l'ariete capo del branco, e ritorniamo sempre all'ariete, al momento in cui, molto importante, il sole, la linea dell'eclittica del sole intersecava con quella dell'equazione celeste. Pertanto anche questa non è un'invenzione fatta di sana pianta. Però anche qui ritorniamo a circa 1500 anni prima di Cristo, momento in cui ancora i greci non hanno sviluppato la loro cultura, non esistono dal punto di vista culturale. I greci si affacciano nel Mediterraneo occidentale intorno all'VIII-VII secolo a.C., per cui siamo sicuri che non possono essere stati i greci a dare il nome a queste divinità. Poi, ritornando sempre, risalendo l'etimologia di Norace, troviamo ad esempio Teti che era la divinità delle acque sorgive. E qualcuno ha detto che il centro della Sardegna si trova a Sorgo. No, non è così. Il centro della Sardegna, proprio preciso, si trova a Teti. E quindi Teti rappresenta in questo modo le acque sorgive dell'antichità, era una delle 6 titanidi femmine, 12 titani tra maschi e femmine, e Teti rappresentava nell'antichità la divinità delle acque sorgive. Teti è il paese oggi
che rappresenta il centro esatto della Sardegna, cioè l'ombelico del mondo antico. Sembra incredibile, ma questi sono i dati scientifici, i dati di fatto. Poi attenti, poi non è stata una casualità, nei villaggi nuragici di Abini è stato trovato questo bronzetto con la divinità, la sacerdotessa, viene chiamata in Teti, con questo copricapo che in italiano si chiama tiara. Se utilizziamo però la linguistica, sappiamo che quella T più I più vocale ad inizio di parola si pronunciava come la nostra Z sorda, quindi tiara diventa Zara, come il cognome sardo di Zara o di Zara. Allora riusciamo anche a capire che il paese di Zaramonte non è Chiaramonti come è stato tradotto in italiano, è Zara de Monte. Perché? Perché si trova in un cucuzzo, in un cucuru de monte che è simile ad una tiara, cioè a una zara. Allora anche in questo caso i nomi hanno un loro significato intrinseco. Se noi chiamiamo le cose così come devono essere chiamate, cambia tutto, ci cambia completamente il mondo. Ma a proposito di cambiare tutto, di cambiare il mondo, vediamo anche qualche altro personaggio mitologico. Qui ad esempio abbiamo Talos. Talos era il gigante di bronzo dell'antichità che a Creta andava da una parte all'altra per controllare le navi che passavano, che approdavano. Ecco, questo gigante aveva un'unica vena che andava dalla testa sino al calcagno dei piedi, e questa vena veniva bloccata con un chiodo di bronzo. Poi Medea, individuato il suo punto debole come il tallone di Achille, ha tolto questo chiodo e lui è morto dissanguato. Ma questo non è nient'altro che la rappresentazione dei bronzetti nuragici, ce l'ha persa. Quindi noi sappiamo che questo personaggio ugualmente appartiene alla nostra cultura, perché i bronzetti nuragici dell'antichità li facevamo noi, eravamo noi i maestri del bronzo dell'antichità. Poi se andiamo ad analizzare il nome di questo Talos, è facile capire che l'uscita dei sostantivi greci in os diventa in us latina e risolve in u sarda, quindi Talos diventa Talu. E sapete che cosa vuol dire in sardo Talu? È l'osso del tallone. Sul talo è l'osso del tallone. Allora noi ci colleghiamo subito al bronzo, al punteruolo di bronzo che bloccava proprio l'unica vena aperta di Talos. Su Talu poi erano anche, vedete, questi l'astrogalos, venivano chiamati anche questi astrogalos Talu. Ma gli astrogalos lo sapete cosa sono? Noi ce ne avevamo, io mi ricordo vagamente, giocavamo a casa con gli astrogalos ed è l'osso del tallone dell'agnello, e quindi si ritorna sempre al tallone. Ma poi è facile capire che Talu o Tallu hanno la stessa radice. Su Tallu non è nient'altro che il gregge, e quindi si ritorna sempre allo stesso discorso. Quando noi giocavamo con questi astrogalos, con su Talu, lanciavamo sul tavolo e se rimanevano in piedi facevamo Talu e vincevamo, perché se rimanevano invece messi orizzontalmente così come sono adesso era troppo facile, non si vinceva solo se riuscivamo a tenerli in piedi così. Questo era il gioco dell'antichità che io ho conosciuto così molto vagamente, ma che ricordo ancora. E in ogni caso Talos ha sempre un nome sardo, ha un significato solo in sardo, in greco non ha nessun significato. I greci lo chiamavano Talos, ma per loro Talos non significa nulla, mentre invece per noi ha un significato intrinseco. Questa è l'importanza della lingua sarda. Poi Daedalus, il famoso costruttore del labirinto di Creta, che viene in Sardegna a morire, cioè scappa da questo labirinto e viene in Sardegna. E molti autori greci lo propongono così, con queste ali e col figlio Icaro, che poi si sciolgono al sole secondo la leggenda. Però dovete vedere che anche Talos è rappresentato con le ali. Ma se noi andiamo a studiare la parola Daedalus, è Detalos, perché la D intervocalica, la T sorda intervocalica, noi la sonorizziamo in D, quindi diventa Daedalus, e sono lo stesso personaggio.
In effetti poi, andando a studiare tutte le leggende di Dedalo e di Talos, mi sono accorto che più o meno coincidono. Sì. Andando poi a vedere, con questa poi slide chiudiamo, perché così possiamo anche lasciare voce al pubblico. Le divinità maggiormente rappresentate nell'antichità erano Apollo e Diana, cioè il Sole e la Luna. Apollo è facile capire che quella doppia L dell'antichità rappresentava la nostra doppia D cacuminale, che noi pronunciamo con Puddu, cioè Apuddu, perché la O di pollo è nient'altro, come abbiamo visto agli inizi con la slide, è l'apertura di quella famosa U chiusa che noi troviamo nel palato interno. Quindi Apollo diventa Apuddu, ma è facile capirlo, perché poi i greci chiamano Apollo in altra maniera. Omero lo chiama Helios alla greca, Apollo quindi è un nome sardo, diventa Apuddu. Facile capire questo perché noi ancora oggi festeggiamo il Natale con la messa di Buddu, proprio così. Quindi la messa di Buddu non è nient'altro che la messa di Apollo, cioè la nascita del sole, il giorno del solstizio d'inverno. Allora riusciamo anche a capire alcuni passaggi della nostra storia più antica, alcuni personaggi mitologici, perché si chiamano in questa maniera. Ritorniamo quindi a capire il significato dell'elmo piumato del babbai sardo e così via. Ma anche Diana, pensate che era la dea lunare. Allora, se noi sappiamo che la D più I più vocale nell'antichità veniva chiamata consonante doppia e che la D più I più vocale si pronunciava come la nostra Z sonora, perché la Z non esisteva nell'antichità, quella con la barra obliqua. La Z era rappresentata nell'alfabeto con la barra dritta ed era uguale alla iota. Allora come si faceva a non confondere la Z con la iota? Semplice, la Z andava sempre in abbinamento con un'altra consonante e ad inizio di parola andava in abbinamento con la D. Pertanto quella Diana diventa Zana, come Sazzana, che viene ancora oggi pronunciata in nuorese, Savilonzana, quella che tiene il filo della vita. Sazzana poi in locutorese e in tutto il resto della Sardegna perde di forza questa Z sonora quando è preceduta da una parola che termina per vocale, in questo caso dall'articolo, quindi Sazzana diventa Saggiana. Allora è facile capire che Diana, la divinità lunare, era la nostra Giana. Se noi riusciamo a capire questo, siamo anche consapevoli che le nostre domus deianas non sono le case delle fate, ma sono le case della luna. Se noi interpretiamo le domus deianas come case della luna e non come semplici fate che non ci rappresentano proprio nulla, il discorso storico cambia completamente. Cambia tutta la simbologia, cambia tutta la storia e quindi vediamo le nostre domus deianas in modo completamente diverso. Perché la luna veniva rappresentata come il passaggio dell'aldilà, era la divinità pura per eccellenza. Infatti ancora oggi noi chiamiamo le donne nubili, le chiamiamo Bajanas, cioè Bajanas, riprendendo sempre baccanti della luna, riprendendo sempre la purezza della divinità lunare dell'antichità. In questo caso la storia cambia completamente, assume un altro significato, prende un'altra strada. Questa è l'importanza della nostra lingua, questa è l'importanza della linguistica storica e io sono qui anche per cercare di sensibilizzare un po' tutti voi, ma soprattutto chi ha posti di potere di comando nelle istituzioni, sensibilizzarli perché non si può studiare la storia antica della Sardegna senza conoscere la lingua sarda, perché altrimenti facciamo questi errori madornali e non valorizziamo la nostra storia. Allo stesso tempo non possiamo perdere un patrimonio come quello sardo linguistico di una lingua che ha migliaia di anni, che precede il latino. Questo è tutto un altro discorso che poi magari mi piacerebbe fare con voi in una lezione appositamente dedicata. Però è così, noi abbiamo una lingua millenaria che nel tempo non è mutata proprio per niente, proprio perché ha questa struttura costruita con delle sillabe che si intrecciano le une alle altre e formano una catena indistruttibile, quindi non è assolutamente vero che
la lingua latina precede il sardo o che il sardo derivi dal latino. Queste sono delle ricostruzioni, non le chiamo falsità, perché sono delle ricostruzioni errate della storia della lingua, che purtroppo noi abbiamo accettato passivamente, acriticamente. Però se andiamo a ragionarci sopra scopriamo invece che il sardo precede il latino, ma non solo, ma che il latino era una lingua sarda, e che questo poi ci fa capire che la storia non è come quella che ci è stata raccontata fino adesso. Adesso chiudo e lascio a voi qualche domanda, è giusto il tempo per scambiare qualche opinione.